Noi ci siamo trovati davanti a una scelta. Intervenire e dare una mano con tutte le garanzie del caso e fare in modo che questa infrastruttura fra 3 anni sia conclusa, perché questi sono i tempi che abbiamo, oppure dire, come fanno tanti, quelli che sperano che si fermi tutto perché devono continuare ad andare sulle carogne a mangiare, a far libagione per fare politica, oppure sperare che tutto si fermi. Allora andremo a gestire il funerale di una miriade di imprese, andremo a gestire 3.000 espropriati che poveri hanno perso tutto e non hanno neanche più la disponibilità dei loro terreni, andremo a gestire i contenziosi collettivi, andremo a gestire licenziamenti. Li definisce sciacalli, quelli che speculano politicamente sulla questione pedemontana. Il presidente Luca Zaia, ospite del nostro direttore a Focus, è stato molto chiaro. Le strade erano due: lasciare incompiuta l'opera e gestire un dramma dal punto di vista economico, oppure chiedere uno sforzo ai veneti che hanno di più. La pedemontana va completata. Deve essere finita, ne va della credibilità del nostro territorio. L'addizionale IRPEF, che scatterà, ricordiamolo, solo nel 2019, è la strada obbligata da percorrere. Anche perché lo Stato, che come sempre usa due pesi e due misure, non intende dare deroghe al Veneto sul Fiscal Compact, cosa già fatta però in passato con la Campania. Se arrivasse il via libera da Roma, niente aumento. Da buoni veneti però meglio arrangiarsi. Self-made, siamo abituati. La fetta che darà il proprio contributo è limitata. In Veneto i contribuenti sono in totale 2.668.997. Pagheranno in 620.000, una piccola parte. Esentati tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 28.000 euro e tutte le fasce protette. Che contributo dovranno versare? Facciamo qualche esempio. Si va dai 36 euro all'anno, 3 euro mese, per i redditi fino ai 30.000 euro, per arrivare al massimale di 936 euro annui, 78 euro mese, per chi supera gli 80.000. Questa tabella riassume in maniera precisa gli scaglioni di pagamento.